Bene, siamo già alla seconda parte a quanto pare. Nella prima abbiamo trovato delle persone molto strane in questo posto, no? Molto strane, proprio come sulle nuvole, no? Una più che strana, molto stronza, mi ha augurato una cosa molto simpatica, no? Nella seconda parte dobbiamo un po' saggiare meglio il terreno a quanto pare e quindi vediamo che cosa succede se magari mi invento qualcosa, non so che cosa naturalmente, perché sapete siamo a ruota libera, cari amici del G, e vediamo che cosa può venire fuori. Naturalmente cerchiamo di stuzzicare un po' di più, se si può, no? Poi dipende molto dalle circostanze, dalle persone che rispondono, se ci sono poi, se sono vive oltretutto, perché abbiamo tutti questi possibili ostacoli, no? Prima cosa una persona deve essere in casa, poi deve essere viva, poi deve essere non deve riattaccare subito, mamma mia, vedi, questo non era in casa, quindi non sapremo mai se fosse, se sarà ancora viva, che ne so. Vai, facciamo subito un altro numero, tanto guarda, madonna anticenenno, quanti cenenno. Non riuscirò mai. Ecco, lei non c'entrava nulla, scusi, ma forse lei, no, sarà mia lui, Aspetta. No, guardavo un nome, questo nome e cognome uguale a un noto cantante, cioè praticamente brutto. Uno dei più brutti cantanti italiani, ma che ha avuto tanti anni fa una notevole notorietà. Sì. Piccolino, anche lui l'ho conosciuto, sì. Non c'è, peccato. I due brutti erano Nicola Di Bari e Peppino Gagliardi, questo è uno dei due. Però, oddio mio. Pronto? Ego ti absolvo a peccati tuoi. Pronto, buongiorno è meglio così che se ne sia andata. Vabbè, niente da fare. Come si fa? Ma lasciano in casa solo quelli che non possono muoversi, gli altri via, scappano via come nulla. Ma davvero? Così. Come si fa? Come ce la possiamo prendere con una povera donna? Cioè, lì era una voce, credo veramente dall'aldilà, cioè, lì c'era questa povera donna che stava sul confine, sulla linea, on the border. Pronto? Pronto? Oh sì, buongiorno. Senta, il signor Domenico, è egli in casa? Signora? No, ma vi rendete conto? No, io non riesco a parlare con questa gente, non riesco a comunicare con le persone di questa città. Non riesco. L'ho richiamata perché ho chiesto, il signor Domenico, è egli in casa? Pronto, signora? Mi sente? Il signor Domenico, è egli in casa? Sì. Potrebbe essere così cortese da passarmelo? Sì. Sì, abbrutiti. Da che cosa non si sa, ma... Pronto? Rondo, buongiorno. Lei il signor Domenico? Sì, chi è? Bene. Oh, dunque, io so che lei vota per un partito che a noi non sta bene a mano, ha capito? Guarda, io lo dico subito, guarda. Me lo dica subito. Io non lo so chi è lei. Sì, mi dica. Va bene. Va bene. Io ho 75 anni. Sì, e lei va a votare? E da 56 anni sto votando sempre. Sta votando sempre? E le parole che dicono e che dicete in giro, a me ormai mi passa di Narecchia o l'altra. Di Narecchia? Avete capito? Sì, allora lei vota per il partito sbagliato. Per il partito sbagliato, ha capito? Per nessuno, guarda. Come per nessuno? Lei va a votare? Vi saluto. No, ciao. no, lei deve votare. Mamma mia, da Narecchia all'altra. Qualcuno deve avergli già detto qualcosa sulle persone per cui, sui partiti per cui vota lui, il partito.
No, davvero, deve aver già detto qualcosa. Probabilmente non riuscirò a fare incazzare queste persone, non riuscirò evidentemente a entrare nel merito di una vendetta sacrosanta che io devo consumare. Devo consumare. Senti là, che le vendette si consumano. Pronto? Ah, pronta signora? Pronto? Pronta? Chi è che parla? Sono io signora, devo parlare con Nicola. Ma chi è lei? Sono Peppino. Guardi, stiamo pranzando. Peppino chi? Peppino Gagliardi. Saranno poi la spazzatura del telefono. È ora di pranzo? È ora di pranzo, allora? Sì, pronto? È ora di pranzo perché non si può parlare con le persone all'ora di pranzo. Che c'ha da dire quella megera, quella befana, scusi? Che è sua moglie? Lei chi è? Caro signor Nicola, lei stava mangiando, io me ne fotto, capito? Lei può anche andare di tutto di traverso, non me ne frega niente, perché lei vota per il partito sbagliato, ha capito? Guardi di cambiare voto lei, eh? Guardi di cambiare voto, eh? Chi è lei? Tanto noi sappiamo che cosa vota lei, noi sappiamo che lei fa la X su un certo partito. Cambi partito le conviene, eh? Ma mi dice chi è lei? Io sono colui il quale mette le telecamerine Chi nelle è cabine. lei? Io sono il super revisore dei votanti della zona e le dico lei vota per il partito sbagliato, ha capito? Lei è una testa di cazzo. Ah, finalmente si è svelato. Ho capito chi sei tu. E ora questa mi fa richiamato perché stava mangiando, pensate, disturbare le persone mentre stanno mangiando, è incredibile. La chiamerò alle 3 mentre dorme. Pronto? Sì? Senta, lei mi ha dato di testa di cazzo o sbaglio? Oh, non sbagliai. Non siamo in Sicilia però. No, non siamo in Sicilia. Non siamo in Sicilia. No. Ma dove siamo? Ma che ne so? Sapendo, Nini. Ormai l'abbiamo perduto, eh? L'abbiamo perduto, eh? Il rito del pranzo è sacro. E poi il rito del voto, del votare. Ecco. Sì, scusi, eh. Allora mi parli. No, scusi, un attimo. A questo punto un attimo che registro tutto. Ecco, avanti, su. Può andare. Posso andare? Sì. Caro signor Nicola, lei è una persona talmente buona, talmente da bene. Io le volevo dire che è una persona onesta, sincera, meravigliosa, un amico per l'umanità. Io le volevo solamente fare questi piccoli, miseri, modesti complimenti che lei merita dall'inizio alla fine, tutto. Lei è buono, lei è bello, lei è una bella persona, una brava persona. Lei è il migliore che ci sia nel mondo, caro signor Nicola, è la persona più simpatica, più estroversa, ma anche nello stesso tempo più intelligente che io conosca, capisce? Poi mi hanno santificato anche. Ecco, lei è un santo oltretutto, un pilastro, capisce? Un pilastro. Quindi io vorrei dirle questo perché sono umilmente ai suoi piedi a dirle quanto io la ammiri. Capisce? Sì. Signor Ora Nicola? che ho registrato mi dice così, eh. Ecco, com'è? Ora che io ho registrato mi dice che deve... Ma anche prima, ma signor Nicola, anche prima le ho detto tutto il bene possibile, una persona che io credo andrà sicuramente in paradiso un giorno lontano, molto lontano, quando ci lascerà, tutti piangeranno. Però lei non mi ha detto chi è, una persona che parla con un'altra si presenta. Sì, ecco, io non posso presentarmi, le spiego anche perché. Io sono talmente una merda, cioè una persona da niente, sono No, ma intanto mi dica un momentino io ho abolito anche il mio nome. Qual è il partito sbagliato? Quale partito sbagliato? Mi ha detto che io voto per un partito sbagliato. Ma questo lo dice lei, ma io guardi, che fa? Cos'è questo rumore? Pronto? Ha fatto rumore? Una specie di fischio, signor... Io gli ho detto del partito sbagliato. Oh, siete testimoni voi, eh?
come ci è rimasto male. Lo richiamo perché non ho finito il discorso. Ha fatto un rumoraccio, lui questa volta. Pronto, signor Nicola? Deve essere caduta la linea. Se vuol continuare a registrarmi, sono pronto, eh? Signor Nicola? Lei è meraviglioso, una persona stupenda, l'uomo più bravo che ci sia nel mondo. Complimenti, signor Nicola, complimenti vivissimi. Io sono umilmente ai suoi piedi per dirle quanto la ammiri e quanto vorrei essere come lei. Signor Nicola? Spero che il messaggio sia arrivato, perché guardi, signor Nicola, lei merita tutto quello che ho detto, tutto. Mi vuol rispondere, per favore? Via, sia gentile, anch'io sto registrando, sa? Non faccia brutte figure, su. Su, so che sta ascoltando, signor Nicola. Mi degni della sua parola, della sua voce. Sia così bravo, buono e gentile come è, come la sua natura l'ha creato, signor Nicola. Lei è un santo. Lei non ha mai fatto del male a nessuno. Lei ha subito piuttosto di far del male, ha piuttosto subito. È il pilastro della sua famiglia, della sua città, della sua vita e della vita di tutti quelli che le stanno intorno. E di riflesso, lei è il pilastro di tutto il mondo. Lei regge il mondo come Atlante. Lei regge l'universo. Signor Nicola, lei è Dio! E con questo finisco perché non ce l'ho più. Buongiorno. Nicola, non so mica se stesse veramente registrando, per carità di Dio, però ci è rimasto male perché voleva che io dicessi le cose che avevo detto prima. Ci è rimasto d'un male. Povero Nicola. Nicola, t'ho fregato. Questo era Nicola Di Bari, io ero Peppino Gagliardi. Va bene, andiamo avanti, su. In quanto a bruttezza, io racchiudo entrambi, Nicola Di Bari e Peppino Gagliardi. Ora non esageriamo, vero? Non esageriamo. Se volete rendervene conto, venite giovedì al King Kong Club di Camaiore. Al King Kong Club. Ma quello scimmione King Kong non sono io, ecco, casomai, sono quell'altro. Ecco. Domani l'altro. Si avvicina. Ma qui intanto continuo a cercare persone che non ci sono. Io cerco di muovere le acque, ma le acque restano piuttosto stagnanti in questo posto che mi ha avviluppato quasi nelle sabbie mobili. Sto per essere risucchiato dalle sabbie mobili di questo posto molto vischioso e molto vischioso. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Vorrei parlare col signor Placido. Sì, chi è? Domingo. Chi è lei? Domingo. Ah, un momento. Placido Domingo. Pronto? Sì, tu sei Placido e io son Domingo. Come stai, Placido? Chi sei tu? Che sei tu? Sì. Allora, ti dico la verità, Placido, stai attento per chi voti, hai capito? Stai attento per il partito che voti, stai attento perché tu voti male, caro Placido, stai attento, tu voti male. Ma vaffanculo. Devi cambiare partito, hai capito? Guarda, è un avvertimento molto preciso. Io so per chi voti tu, devi cambiare partito, chiaro? Tu per chi voti? Io non ti preoccupare, io voto per quello per cui voterai tu se ci tieni. Ma vaffanculo. Se ci tieni, vaffanculo. Ciao. Ah sì? Ah, vaffanculo. Ciao. Vergogna! Vergognati tu di votare per quegli stronzi. Cuscus. Oh, ma questo è Placido di nome di fatto, cioè più del vaffanculo. No, non va. Non si incazzano. Vabbè, l'ho richiamato. Caro Placido, te credi di esserti liberato di me? Io voglio avere la sicurezza che tu non voti per quel partito, ma per quell'altro, hai capito? Quell'altro
L'altro, no, qual è l'altro? Dimmi qual è l'altro. No, tu lo sai meglio di me, io non faccio... Dimmi, ma che cazzo vuoi? Per telefono non faccio nomi e guai a te, capito? Guai a te, eh? Guai a te se... Tanto noi abbiamo la telecamerina, nella camera. Cioè, nel culo la telecamera tu. Stai attento per chi voti. Ciao. Quell'altro, capito? Quell'altro. Così ci siamo... abbiamo spostato dei voti, ci siamo assicurati il voto, non si sa per chi, ma insomma... la faccenda del voto però non li fa incazzare abbastanza. Perché non li fa abbastanza incazzare? Perché deve essere il loro così, la loro indole. Sono di indole indolente questi, sono di indole indolente, anch'io sono di indole indolente, però certe volte insomma vediamo un po' negli ultimi minuti se riusciamo a muoverli, a smuoverli in qualche modo, ma non lo so, ma è difficile. Da domani si comincia anche qualche strano partito, Sì. Certo, siamo molto vicini. Guarda, questo naturalmente non c'è. Se non c'è, quindi dobbiamo perdere questo tempo che potrebbe essere meglio utilizzato parlando con la gente. Abbiamo scoperto un luogo veramente, forse non ci ho mai telefonato, non mi sembra, una città veramente... Avete voglia di andare a vivere là? Pronto? Pronto, buongiorno. Senta, ora basta, capito? Basta! Dovete farla finita, capito? Ma chi è? Basta, la fate finita oppure prendo provvedimenti, Ma chi è? Chi Io sta vado parlando? dai carabinieri, capito? Telefono a 100 ceci e a 100 noci, ecco, capito? Qui non si può... Mi passi Luigi, per favore. Ma chi è lei? Io sono l'inculino del piano di sotto e adesso basta, chiaro? Non se ne può più! Ma io sono a via Pescara, lei dov'è? Sì, esatto, via Pescara, numero 18, va bene? Io sto sotto a lei e se lei non la smette, lei è quell'altro lì, Ma di chi? fare casino la notte. Io la notte voglio dormire, ha capito? Ma chi è lei? Io so... No, ma duri di menta, madonna buona. So l'inculino del piano di sotto. Ma io sono Gambardella. Ma sì, ho capito, lo so. Io ho bisogno che voi la smettiate la notte di fare casino. Ma mio marito non c'è, ma chi sta dicendo? Cosa sta dicendo? La notte dov'è suo marito? Allora chi è Mio che marito è imbarcato a mare, ma chi è lei? Ah, imbarcato, ecco, e chi è che viene la notte nel suo letto, a fare Ma sei scemo, ma chi è lei? Chi è che viene la notte nel suo letto a fare casino? Ma lei abita di sotto me, venga sopra un attimo. Guardi che glielo dico a suo marito quando torna dal mare. Ma è scemo, ma chi è? Cipin, e lei fa, amore, sì, dammelo tutto, glielo do io, guardi, io voglio dormire, sa? Ecco. Si chiama come l'autore di una famosissima canzone, magari sono parenti, sì, l'ho richiamata naturalmente, sì, no, sì, una buonissima canzone napoletana, antica, e non, guarda che no, non risponde, vabbè, me la canto da me. Vicino mare facimmo amore, a cuore, non mi ricordo più l'ultima parola, son marinaro e tirarezza, me pallegrezza, grande canzone napoletana, no? O Marinariello, che sì, mi è venuto in mente perché il cognome era quello. Lei l'ha detto, io un ultimissimo tentativo da qualche altra parte perché altra persona alla parte sempre. Sì, dunque ora basta, hai capito? Fernando, ora basta, smettila, hai capito? Smettila subito! E chi è? Sono io, guarda Fernando, se non la smetti, io non la smetti di pisciare al muro e sugli alberi, io prendo e poi di far vedere l'uccello alle donne, hai capito? Pronto? Esibizionista, pronto? Sì? Io stavo parlando con Fernando, vero? Sì? Ecco, è un esibizionista. Chi? Fernando. Perché? Passava mia moglie, lui ha aperto l'impermeabile e le ha fatto vedere il pupparuolo, sì. Da chi è, mi scusi? Io sono il marito di mia moglie che ha visto. Sua moglie chi è? Mia moglie è quella di cui io sono marito. Ho capito che lei è il marito di quelle Mia moglie si chiama Marisa, non lo conosce, ma ha visto quest'uomo che si è aperto tutto e gliel'ha fatto vedere. Gliel'ha fatto vedere, ha capito?
Ma mi dica, mi può dire Gliel'ho che è fatto lei? vedere, ha capito? Ma mi può dire che è lei? Almeno Io ce sono l'avesse la grossa. moglie. Allora, lei È la moglie, Allora, a lei glielo fa vedere, a lei glielo fa vedere, sì. Senti un po', signora Craig, gentilissimo. Se io sono una cornuta, lei è pure un altro cornuto. Sua moglie chi è? Allora siamo due cornuti in due. E siamo due cornuti in due. Siamo Chi è? due cornuti in due. Sì, e lei chi è allora? Io sono il cornuto che ora, Chi io, sei? io vengo Chi lì a sei? casa con la testa bassa e ti incorno, capito? Perché Ma mi hai chi fatto sei? Dimmi che cazzo sei! gliel'hai fatto vedere a mia moglie, gliel'hai fatto vedere, hai capito? Esibizionista! Io? Sì! Ma chi sei? Esibizionista! Vergogna, ora lo sa anche tua Io? moglie! Ma chi Sì! cazzo sei? Ma Dimmi cosa chi stai sei, ma tu sei dicendo? pazzo, forse. Ma cosa Io stai ti dicendo? denuncio adesso. Ma che cazzo sto dicendo? L'hai fatto vedere a mia moglie, hai capito? Ma chi è tua E moglie? lei è svenuta dall'impressione. È svenuta, ma tu sei Sì, pazzo. troppo piccolo ce l'hai, hai capito? Vergogna! Ma chi cazzo sei? È abituata, Dimmi chi sei. è abituata a ben altro, vergogna, gliel'hai fatto vedere a mia moglie, esibizionista, esibizionista! Ma chi cazzo sei? Dimmi Ma che chi cazzo sei. stai dicendo? Ma che cazzo ti Stronzo, dimmi chi sei, cretino, pezzo di merda, dimmi chi sei. gliel'hai fatto vedere! Sei stato tu, gliel'hai fatto vedere a mia moglie! sì, ma chi sei? E mia moglie è svenuta! Ma hai capito? dove, dimmi chi Con te sei. sviene, ma come viene? Hai capito? Ma cosa stai dicendo? Ma non ti provare mai più, capito? Se vengo lì, hai capito? Hai capito? Allora, senti un poco, Hai capito? Allora basta, adesso basta! Allora, cornuto tu e cornuta io, senti un poco. Cornuto io, cornuta tu! Facciamo l'amore, io e te! E così ti facciamo cornuti anche loro! Cosa lo faccio vedere? Vergogna! Tu sei Vergogna! italiano che sei straniero. Perché? Ma tu sei straniero, ma tu parli, io parlo italiano! No, tu non sei italiano che sei straniero. Io sono italiano! Ma cosa- Adesso mi telefono alla polizia. Ma che cazzo stai dicendo? Io ho già telefonato ai carabicchieri, capito? Ai carabicchieri, ho fatto il 100 noci, ho fatto anche il 100 ceci, della pulizia. E allora, cosa stai dicendo? L'ho fatto vedere alla mia moglie che è svenuta. Ah sì, senti un po' che Ce l'ha piccino, ce l'ha piccino, ce l'ha troppo piccino. E allora che se ne venga? Mia moglie è abituata bene. Se ne vada, se n'è andata. Che cazzo stavo dicendo? Ma che cazzo sto dicendo io? Amici, vi serve il G? Ritenete utile coinvolgerlo in attività a cui possa dare il suo apporto concreto per spettacoli pubblici e privati, interventi mediatici o sociali, iniziative artistiche, pubblicitarie e culturali, collaborazione a qualsiasi livello, progetti, idee, stampa, TV, chiamatemi al numero 333 1805 252. Ogni proposta non indecente sarà presa in seria considerazione. Risponderò solo a numeri visibili, quindi astenersi rompipalle. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa un ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete il